ha affrontato queste ultime ore? Ma devo dire bene, sono state molto riposanti perché eravamo tranquilli in sede, aspettavamo i risultati e adesso stiamo aspettando i risultati definitivi. Lei in questo momento è in testa, comunque sta sorpassato i suoi avversari. Come sta vivendo intanto questo risultato parziale? Ma, come diceva, il risultato è parziale. Io sono contento che la stragrande maggioranza dei cittadini di Conegliano ha puntato sul rinnovamento, perché sia io che la candidata di Gasparo siamo alla prima esperienza amministrativa e che ringraziamo tutti quelli che sono andati a votare e ci auguriamo che ci sia ancora una bella affluenza anche al ballottaggio, perché è importante che i cittadini di Conegliano scelgano il loro futuro. Come commenta invece la percentuale dell'affluenza alle urne? Una percentuale leggermente superiore alla media della provincia di Treviso e quindi sicuramente è un dato importante. Chiaro che io mi auguro che sia una percentuale che sia destinata a salire, perché è importante esercitare un diritto che non è così scontato su tutte le parti del mondo e ogni cittadino deve essere padrone del suo futuro. E come affronterà queste ulteriori 2 settimane di campagna elettorale, appunto se sarà definitivo il ballottaggio? Ma le affronterò con lo stesso entusiasmo dell'ultimo mese. Devo dire che è stata un'avventura veramente entusiasmante, è un'avventura che mi ha veramente riempito di emozioni, arricchito anche personalmente, e quindi continueremo sulle linee che abbiamo avuto fino ad oggi, quindi portare contenuti importanti e continuare a sviluppare le relazioni sul territorio. Devo dire che questo era il nostro obiettivo, arrivare al ballottaggio per poi giocarcela senza partiti, senza niente, faccia a faccia con l'altro candidato che sarebbe arrivato. Se qualcuno sperava di chiudere al primo turno, mi dispiace per loro, non è successo e adesso ci vedremo tra 14 giorni. Allora, nel caso dovesse vincere, qual è la prima azione che farà, e nel caso invece non dovesse andare come desidera, che tipo di opposizione sarebbe la sua? Beh, io penso che 14 giorni siano lunghi, è inutile parlare di cosa succederà dopo, pensiamo a concentrarci. Se vincessimo continueremo sul buon lavoro che abbiamo fatto, abbiamo idee, sappiamo cosa fare, se perdessimo non lo metto neanche in considerazione. E come commenta la percentuale dell'affluenza alle urne? Quello dispiace perché abbiamo lavorato tutti i candidati, che ringrazio per essersi presentati come candidati sindaci, abbiamo lavorato tanto sul territorio e nonostante questo abbiamo incrementato di soli 2 punti rispetto a 3 anni e mezzo fa. Questa penso che sia un po' una sconfitta per tutti. Abbiamo cercato di portare l'elettorato a votare, non ci siamo riusciti neanche questa volta e questo dispiace davvero. E come vede il protrarsi quindi delle elezioni di altre 2 settimane? Beh, avremo 2 settimane per convincere quelli che non sono andati a votare. Però ripeto, mi dispiace per chi pensava di chiuderla subito, non è successo questo, per noi è una grande soddisfazione perché ci davano per morti prima di cominciare, mi sa che qualcuno si sta ricredendo. Presidente, come commenta che il vostro candidato sindaco è in testa? Beh, sicuramente il merito va a Piero Garbellotto, la squadra, ma Piero ha portato il valore aggiunto, la grande novità, persona del dialogo, persona inclusiva, persona che non porta una bandiera di partito ma porta una bandiera che è quella della città, quindi della città di Conegliano. Prova ne sia che è arrivato primo come scelta da parte dei coneglianesi. Come affronterete queste 2 settimane prima del ballottaggio? Ma Piero ha già le idee chiare, qua non c'è una regia, Piero vuole parlare ai cittadini, ne parlava anche prima, ma di progettualità, di quello che è da fare per fare in modo che Conegliano torni ad essere centrale, non solo a sinistra Piave, ma torni ad essere una città di riferimento nazionale e internazionale. Oggi lo è per alcuni aspetti, pensate a quello sportivo o quello imprenditoriale, guarda caso sempre grazie a Piero Garbellotto. Come commenta la percentuale di affluenza alle urne qui a Conegliano? Ma guardi, io penso che i commenti si sprecano sulle percentuali di affluenza alle urne. Se partiamo dagli Stati Uniti, dove il 25% degli americani vota il loro presidente, noi potremmo dire che qui abbiamo ancora ottime affluenze alle urne. La verità è che si fanno spesso elezioni, la verità è che qui a Conegliano, a causa della decadenza dell'amministrazione, probabilmente qualche cittadino non l'ha neanche presa bene, perché poi quando tu dai il mandato a una squadra speri sempre che resti in carica 5 anni, penso che qui si sia pagato anche lo scotto di tutto quello che è accaduto.